sistemato. Allora, dicevo, arrivano i soldi, è il 19 marzo ed è la festa del papà. Auguri a tutti i papà in questa giornata, anche al mio che vive recluso, come sapete, e come tantissimi, essendo ultra settantenne, non sa manco quando arriverà il vaccino per lui. A proposito, oggi si riparte con AstraZeneca. Buongiorno Nirvana, se non si sente ora abbiamo corretto, mi auguro sia tutto a posto. Insomma, dicevo, anche condividete, cercate il canale Telegram, stiamo crescendo, condividete sui social perché Facebook non manda le notifiche, io lo dico da giorni, tanto continueranno a schiacciarci, ma ce ne freghiamo, giusto Aldo? Auguri a tutti papà. Auguri al tuo papà, grazie Antonella. Dunque, voglio parlarvi del decreto sostegno perché oggi è un po' su tutti i giornali. Ieri sera l'abbiamo anticipato con questo strano collegamento dalla linea ferroviaria Roma-Udine, cioè verso Sacile, del sottosegretario Vagnagava che a bordo del treno ci ha anticipato tutto quello che oggi trovate sui giornali, tranne dei conti che poi abbiamo fatto rapidamente questa mattina e di cui adesso parleremo, perché è veramente interessante vedere quanti soldi arrivano alle imprese. Guardate, è spettacolare. Mentre aspettavamo questo sostegno all'ex Ristori 5, a me è arrivata la notifica. Antonella, brava, grazie, meno male, speriamo che continuino ad arrivare. Unica arma per uscire dalla pandemia sono i vaccini, crediamoci e facciamoli. Allora, quello che volevo dirvi, a parte il mitico Gerli che poi già hanno allontanato dal comitato tecnico scientifico il padovano che non ne azzeccava una, vi dicevo ieri sputtanato da Repubblica, insomma di fatto ha lasciato il comitato tecnico scientifico. Ecco, bravo Andre, iscriviamoci al canale Telegram, bravissimo, grande Andre, grazie mille. Il Gazzettino oggi apre, AstraZeneca si riparte subito, tutto così, oggi un po' le aperture dei quotidiani. Corriere, AstraZeneca da oggi si riprende, dalle 15 di oggi ve lo ricordo. Repubblica, vaccini, corsa contro il tempo. Il Corriere del Veneto, over 80, tutti vaccinati entro aprile, perché vorrei che non ci dimenticassimo questa cosa qua, ribadita ieri in conferenza stampa durante la conferenza di Zaia. Giuliana, buongiorno, e anche Arenza da Instagram. Perché non abbiamo finito di vaccinare gli over 80, vorrei che fosse chiaro. Mi sembra la quota sia addirittura il 40% in Italia, ma sarebbe un dato folle, lo vedevo ieri dalla diretta di Sky, però insomma non abbiamo finito di vaccinare gli ultra ottantenni. Stiamo già parlando di altre classi, non sono più i lavoratori essenziali, anche se qualcuno ci mette perfino la protezione civile, come fa il Friuli Venezia Giulia. Non faranno mai polemica su questo e i mitici volontari della protezione civile, ma siamo sicuri che sia l'urgenza adesso e non andare invece a incidere e aggredire le altre classi di chi vuole fare il vaccino sotto gli 80 anni? Perché è questo il dubbio che ci dobbiamo porre. Ma voglio arrivare rapidissimamente al decreto sostegno. Dunque, ieri sera in apertura ring abbiamo fatto, dicevo, questo strano collegamento con una Vagnagava, sottosegretario all'ambiente Lega di questo governo Draghi, collegata dal treno di rientro a Sacile, che ci racconta il decreto sostegno. 11 miliardi, 1 miliardo in più rispetto a quello che aveva messo il governo Conte in precedenza, 3.700 euro media impresa, 5,5 milioni di imprese nel nostro paese, 600 milioni per la montagna, anche per i maestri di sci, si interviene anche sul wedding, tutti quelli che ovviamente sono stati chiusi e che ci siamo dimenticati con i vari governi, ormai bisogna dirlo, cioè chi fa come si chiamano i banchetti di matrimonio, chi organizza tutti questi eventi che non abbiamo mai calcolato, non ci sono più i codici Ateco, questo è importante. Si ristora non chi ha perso il 33 ma chi ha perso già il 30, insomma novità importanti, però bisogna fare anche i conti e i conti sono questi. E guardate che fa veramente incazzare, si prendono tra i 1.000 fino ai 150.000 euro, questo sembra una gran cifra, caspita. E dove sono? Ci sono quattro fasce, chi ha perso il 30%, ve lo ricordo, e ha un fatturato fino a 100.000 euro prende il 60%, chi ha tra un fatturato tra 400.000 euro e 1 milione prende il 50%, chi ha un fatturato tra 1 e 5 milioni prende
del 30%, si arriva fino a 10 milioni, altra novità, e quindi questi però prendono il 20%, ma attenzione che prendono il 60% del 30 perso, e allora se andiamo a vedere le cifre vere, e lo fanno i calcoli anche della Confartigianato qui di Trieste, la percentuale vera di perdita è tra l'1,7 e il 5%. Quindi attenzione ai numeri che oggi leggete sui giornali, gli 11 miliardi, tutti quelli altisonanti, e un decreto che arriva tardi, cominceranno a pagare dall'8 aprile, lo aspettiamo da dicembre perlomeno. Tra l'1,7 e il 5% di sostegni, perché non si possono più chiamare ristori, perché sono un'altra cosa molto più bella che funziona molto di più per molte più persone. Benissimo, un'azienda magari che ha 15 dipendenti però prendere 1.000 euro o al massimo 2.000 dopo un anno di perdita di fatturato, cosa se ne fa? Ma me lo spiegate che cosa se ne fa? I soldi a pioggia, tanti, pochi per tanti. E un altro esempio, un'azienda che aveva un fatturato nel 2019 di 80.000 euro, nel 2020 magari ha perso il 50% e sta a 40.000 euro di fatturato, prende quindi il 60%, perché magari un'azienda che fattura fino a 100.000 euro, cioè i più piccolini, quelli più comuni, quelli più frequenti, quelli che hanno 1 o 2 dipendenti, quelli che hanno dei dipendenti che sono familiari più che sconosciuti e dipendenti, bene, questa azienda prende 2.000 euro. Quindi è questo il dato reale. Attenzione oggi quando leggerete i giornali, questo è il dato reale. Sono briciole per imprese massacrate, ed è inutile che ci raccontiamo che tanto falliranno dopo solo quelle che erano già decotte prima della pandemia, perché in questa maniera quelli che sono stati chiusi o sono stati costretti a essere chiusi o hanno lavorato ma comunque per tenersi vivi hanno lavorato molto meno perché non potevano più fatturare, prenderanno niente. Questo è il risultato. Aldo, ok, ripartono i vaccini, ma ci saranno i pazienti. Bravissimo Aldo, questo è un altro problema. Adesso si parla dei testimoni, allora ne discutiamo, dal mitico capitano Totti. I lavoratori pubblici e privati che non aderiranno al vaccino saranno tutelati? Sarà tutelato il loro posto di lavoro o si lavorerà solo avendo certificato di vaccinazione avvenuta? Ci vorrebbe un po' di chiarezza. Non credo che ci sia una vaccinazione per andare sul posto di lavoro, un conto andare in vacanza, un conto prendere linee aeree, però non credo ci sia il vaccino sui posti di lavoro. Io non ho ancora visto sentirne parlare, Matteo. Rossella, con questi ristori a mangiare alla Caritas, esattamente. Mara, se me lo consiglia il capitano Totti, di sicuro non lo ascolto. Vabbè, ma Totti è Totti, ragazzi. Totti con 2 T, se no è il governatore della Liguria, uno di quelli che ha avuto questa idea, di testimonial, ridicoli che fanno con 2.000 euro, ridicoli. Anna, e quelli che hanno aperto la partita IVA nel 2020, non merito nulla, in teoria li includono, attenzione, anche questo sui giornali, anche le cosiddette start-up, che ha cominciato da poco. Neima, ma anche chi lavora da solo cosa ne fa di 1.000 euro? Esattamente, una partita IVA, pazzesco, che miseria. Ecco Alfredo, cioè guardatevi questa cosa qui sui giornali, perché non c'è scritto, cioè vi dicono 3.700 euro medi a impresa, benissimo, perfetto, vediamo ancora l'impresa che ha 15-20 dipendenti e prende 3.700, non li prende intanto, ma che cosa se ne fa? Cioè è questo il problema, siamo ancora a quel livello del governo Conte che abbiamo contestato, i ristori continui e che si sono susseguiti, ma poi questo è il dato reale, già analizzato dal centro studi, per esempio da Confartigianato. Buondì, ciao Sergio, bentrovati, condividete, mi raccomando. Allora, ora tutti i politici pensano di farsi questo vaccino AstraZeneca, ovviamente grazie agli amici tedeschi abbiamo fatto una figura colossale, abbiamo rallentato la nostra campagna di vaccinazione, siamo davvero nei guai con i tempi, e chissà appunto quando questa normalità di un ritmo da paese evoluto arriverà, probabilmente ad aprile. Non c'è obbligo di vaccino, quindi attualmente no blocco dei lavoratori Novax, questione però complessa. Bravo Andre, grazie per aver risposto subito, anche perché Andrea si occupa proprio di queste questioni per lavoro. Sembra, Edoardo, che cambiando gli addendi non sia cambiato il risultato, mettono alla fame imprenditori e partite IVA, dice Edo. Guarda, ve lo lascio. Questo ve l'ho detto, prima di arrivare alla Tizzetto, la polemica, vi dico delle prenotazioni in Veneto, è veramente qualcosa che comunque andava chiarito, e nonostante sia stato chiarito ieri in conferenza stampa, quindi le prenotazioni soprattutto per gli over 80, per le vaccinazioni in Veneto
arriverà una lettera a casa. In realtà sembra che, questo lo dice il Gazzettino, questo ordine non sia mai partito dalle stanze della regione nei confronti delle ULSS per avere una linea unica. Quindi lo dicono in conferenza stampa, polemica innescata un po' dal Gazzettino, e poi in realtà questa cosa non è partita come indicazione dalla regione, e quindi ancora ogni ULSS andrebbe per conto proprio. Sarebbe così comunque: lettera per gli over 80, perché se no facciamo quel Lazio, ci devono prenotare, o deve fare il figlio, il nipote attraverso il sistema online, chiaramente può essere un problema per un over 80, no? Invece arriva una lettera a casa, e dai 79 in giù invece devono fare l'ordine online oppure telefonare al CUP. Quasi finiti gli over 80 in Veneto, ho fatto sapere alla Nanzarin. Poi ci sarà dai 79 ai 70, dai 69 ai 60 i super fragili. Ecco, queste sono le priorità. Altrimenti, insieme alla protezione civile, e lo diciamo a Friuli Venezia Giulia, dobbiamo mettere le cassiere del supermercato. Quante volte l'abbiamo detto? L'abbiamo ricordato anche ieri sera Ring. Quante volte abbiamo detto a altri lavoratori che magari sono in azienda, in fabbrica, sono in tanti, lavorano vicino con mascherine, distanze, per carità, ma soprattutto le lavoratrici del supermercato, anche per dare loro un riconoscimento, perché hanno vissuto, lavorato molto di più in condizioni di rischio, e si devono vedere le persone camminare davanti alla cassa, magari ricordando la mascherina, l'attenzione, la distanza, e tutti i giorni 7 su 7, e questo lo dobbiamo ricordare. Però delle cassiere dei supermercati non parla nessuno. E poi ovviamente saranno vaccinati insieme ai grandi anziani, che accudiscono, anche i cosiddetti caregiver, che non sono i caregiver come dicono tutti, sono i caregiver, le persone che si prendono cura appunto di questi anziani, che dice ma poi se bloccano una categoria in automatico dovrebbero reagire su di essa. Noi a contatto che di nuovo siamo bloccati, le bollette resto. Massimo, libera scelta nei vaccini. Massimo, ne discutevamo ieri, ma mi sa proprio di no. Il vaccino antinfluenzale si può comprare, e poi chi determina le patologie per chi lo fa e chi non lo fa, la struttura commissariale lo ha già fatto Figliuolo, prevedendo proprio le categorie, per esempio i diabetici categoria 1 e via dicendo. Il sogno, Sergio, di sempre si avvera: sparita la classe media, un popolo di affamati che lavorano per nulla, in mano alle multinazionali. Aldo, come quasi finiti gli over 80? Mia madre non sa quando farà il vaccino. Esatto, Aldo, ha colpito anche me questa cosa ricostruita sui giornali del Veneto, e tu abiti in Veneto se non ricordo male, e quindi anche a me ha colpito. Però insomma speriamo che di qui a poco davvero siano finiti. Però abbiamo visto dai quotidiani nazionali che prima di aprile non si finisce per gli over 80 in Italia. E i tassisti che li vanno a prendere negli ospedali, anche in quella categoria C, sono stati molti morti. Guarda, ci pensavo ieri notte tornando dopo Ring, che vedevo questi tassisti desolati da soli di notte. Erano solo due, dove c'erano molti di più qui a Trieste, e pensavo proprio a loro, che hanno continuato sempre a lavorare anche in queste difficoltà. Stato della Città del Vaticano con decreto 8 febbraio 2021 prevede il possibile licenziamento per i lavoratori che rifiutano il vaccino, a differenza con l'Italia di carattere politico. Edo, gli eroi dei supermercati che però hanno avuto pochi contagi, non se ne è parlato. Comunque le distanze, i plexi e le DPI hanno funzionato. Abito in provincia di Treviso, Aldo, sì, grande. Allora, volevo dirvi soltanto un paio di altre cose. Mi fa incazzare come una bestia, non si può dire perché poi ci abbassano ancora con l'algoritmo su Facebook, ormai l'ho detto, questa polemica di Venezia che torna fuori ogni volta, e che è quella di una città che non è per bambini. Cioè, ma com'è possibile non far giocare i bambini nei campi, campielli, e arrabbiarsi? È successo in questi giorni, ora il comune vuole cambiare e fare una nuova apertura. Cioè, non c'è niente, non c'è la scuola, non ci sono attività, i genitori sono disperati, devono badare i bambini a casa. È un macello organizzare la vita quotidiana anche delle nostre redazioni, per consentire alle persone di farla, ai giornalisti di fare la DAD, così come ai figli, ai dipendenti pubblici, a tutti quanti, a chi ha il negozio. Abbiamo pubblicato il pezzo della mamma che porta le due figlie in negozio e stanno nello sgabuzzino del retro negozio a fare la DAD in due distanza. È un macello, e non li facciamo neanche giocare nei campi campielli. Ma com'è possibile? Ma con che logica si può innescare una polemica? Può esistere un divieto di questo tipo? Non è un divieto, un'attenzione, è quello che volete, un rischio multa, ma l'abbiamo affrontato 1000 volte in questi anni, 1000 volte con la regionale di Venezia. Io penso che sia incomprensibile, oltre alle limitazioni del rispetto per una città meravigliosa
è unica al mondo chiaramente, ma che non possano giocare con un pallone di plastica, non possano giocare a nascondino a Venezia, che si rischi la multa, che rischino i genitori, un richiamo, è una cosa folle. Mentre intanto la Lega Coop, per quanto riguarda il Mose, denuncia sul Gazzettino che ci sono 20 milioni di crediti avanzati per le aziende che non prendono i soldini, quelle aziende che gravitano attorno al Mose, e ci sono 1500 posti di lavoro a rischio. Ma per fortuna arriva adesso il decreto sostegno con 1000 euro a impresa. Questa è la verità. Due flash molto rapidi, uno su Trieste. Il Piccolo oggi con D'Amelio racconta molto bene che cosa arriva al porto di Trieste, che si sgancia dai cinesi, e questa è una cosa importante. Speriamo davvero che sia così e che si rientra nell'orbita atlantica, anche se l'amico Biden, che insulta Putin, lo spinge verso la Cina, quindi ha fatto un capolavoro di politica internazionale, perché il vero diciamo piatto è quello dell'Europa, l'Europa che rispondeva alle sirene dei cinesi o rientra nell'orbita americana, e questo è il vero contrasto. E intanto, insultando Putin, lo spinge verso la Cina, e quindi si crea due blocchi molto forti nel mondo. Questo è il rischio. Comunque 400 milioni di investimenti per il porto di Trieste, viene tutto declinato, importante anche per il Mo Settimo e lo sviluppo. Ieri abbiamo lanciato questa proposta, lo dico agli amici triestini, ma prima anzi è straordinaria la storia del carro armato. Non so se l'avete vista, non è un carro, ma è un autoblindo Centauro, si chiama così. Lo conosco perché in Afghanistan avevamo ovviamente documentato il lavoro di questi uomini straordinari delle forze armate alla guida del 115 mm, insomma cose pazzesche. Bene, cosa fanno? Vanno a fare la solita il solito addestramento, là dove sono stato anche io a documentarlo come giornalista, ed è nell'alveo del, come si chiama, dov'è? Del Cellina, e quindi sul greto del Cellina, là appunto dove proprio anche noi eravamo stati con la TV a documentare i lavori della Pozzuolo del Friuli, del Genova Cavalleria, c'erano anche i lagunari ieri, insomma l'altro giorno alle 23 di sera cosa succede? Parte un colpo, e questo colpo non va verso nord come al solito, va in un'altra direzione, e sì, dopo parlo di ring stasera, Antonella, adesso ne parliamo. E che cosa succede? Colpisce un allevamento di galline, fa una strage con 100 galline. Il giorno dopo arriva il proprietario di quel terreno, si accorge di questi buchi, una strage di galline, crollano i calcinacci, non capisce che è successo, insomma hanno sbagliato a direzionare il colpo. È una storia incredibile. Per fortuna non è successo nulla di grave a vite umane, questo è importante, ma ovviamente i mezzi sono sotto sequestro, e ora c'è un'indagine ovviamente sull'accaduto con tanto di interrogatori. Bene, che cosa c'è a Ring questa sera? Cosa dice Aldo? Andrea, contro l'algoritmo noi condividiamo la diretta di Avarino. Purtroppo l'algoritmo, ragazzi, adesso ho capito perché non ho mai fatto la certificazione del personaggio pubblico. Io non lo sapevo che bisognava fare questa cosa, da giornalista bisogna farlo, e adesso quando mi sistemeranno la pagina vedremo. I polli erano pericolosi, potevano ribellarsi come quelli fantastico Aldo. Edo, hanno fatto cadere un presunto pazzo Trump e hanno messo uno peggio, che in pochi giorni ha bombardato la Siria, ha minacciato Putin in Cina ieri. D'altronde viene da una stirpe Dem che con Truman lanciò le atomiche sul Giappone. Massi, anch'io nell'84 a Monte Romano ho sbagliato un colpo di oddio in una stalla, risarcimento all'agricoltore, un mese di consegne. Massimo, questa fantastica. Rossella sorride, ciao direttore Gabriele. Bene, Gabriele, sei arrivato anche tu. Dunque, ultimo flash per gli amici tristini, io ci credo, lo dico perché ogni volta andiamo a camminare là la domenica con la mia compagna, un ristorante di altissimo livello stellato a Miramare, lì sul Moletto, e per me sarebbe un sogno incredibile. So che molti si arrabbieranno, so che molti diranno che è un'eresia, ma secondo me per rilanciare il turismo in questa città meravigliosa, nelle nostre città, un'idea di questo tipo può funzionare. Ieri sera l'ho lanciata a tradimento lo chef Metullio a Ring, chef 2 stelle Michelin,
qui di Trieste e a lui piace molto, io vorrei portarla avanti. Non so che cosa ne pensate, ma con tutto il rispetto, con le attenzioni, ma pochi tavoli a Miramare e fare il ristorante più bello del mondo con vista Miramare e un ristorante di qualità, magari appunto stellato, sarebbe un gran modo per rilanciare anche il turismo. Antonella, questa è per l'idea del ristorante, fammi sapere che cosa ne pensi. La BCE può creare soldi dal nulla, basta con queste cazzate che non ci sono soldi e non si può, non esiste trattato, questo è un messaggio a far girare, sveglia Luamari, questo lo dice a tua sorella, ma insomma un po' a tutti. Mitico Putin, chi lo dice lo è 100 volte più di Messi, come i bambini praticamente, ha fatto capire che era un bambino di sua dichiarazione Biden. Ha appunto i bambini più colpiti su ogni cosa come se avessero la peste. Allora vi abbraccio, siamo andati lunghissimi, ci vediamo stasera a Ring, cominciamo su Tele4 alle 21 con l'intervista al sindaco Roberto Di Piazza, attenzione perché avremo anche un altro candidato sindaco tra gli ospiti dopo, che è Ugo Rossi, il cosiddetto Movimento 3V, quindi no mask, no vax, e si candida da friulano, cioè residente di Udine, a sindaco di Trieste, quindi io credo che sarà una serata scoppiettante. Super il ristorante come idea a Miramare, fantastico. A stasera, ciao a tutti, vi abbraccio, ristorante e ferdinandoavarino.it. Ciao ciao.